Buongiorno, sono Marina Branduzzi e oggi siamo arrivati a Muscat, capitale dell'Oman. Prima dell'attracco è scoppiato il diluvio universale, ma dopo un po' il vento è cambiato, siamo sbarcati e vi racconto cosa abbiamo visto a Muscat senza prendere taxi o bus. Se avete poca voglia o tempo, si può fare un ottimo giro, anche da soli a piedi. Seguiteci e vediamo cose belle insieme. Quelle belle signore in abiti tradizionali non sono donne locali che quasi non si vedono in giro. Sono turiste del Kirghizistan dalla nostra nave da crociera. Grazie alla loro religione possono visitare ogni moschea, chiuse invece per tutti gli altri. Noi proseguiamo lungomare riprendendo il carattere della natura e vetrine dei negozi. State attenti perché in Oman è vietato fotografare la polizia. Il lungomare Corniche, profumo di sandalo e incenso, si estende per decine di chilometri e unisce il porto e il palazzo del sultano. A metà strada troviamo il Museo Gaias di arte moderna, che visitiamo con grande piacere, pagando un prezzo simbolico. Open up, you OPN, bitch, you won't BBM. Siamo stupiti dalla ricchezza della collezione, suppellettili dell'epoca, articoli per la casa, sono presentati anche calligrafie e quadri, le stanze tradizionali femminili e maschili, musica nazionale. Anche le porte e il bagno sono particolari. Il responsabile del museo ci ha consigliato di visitare una fortezza vicina. Abbiamo seguito il suo consiglio. La fortezza Matrach fu costruita sulla collina dai portoghesi nel XVI secolo. Loro controllarono l'area portuale dell'Oman per 145 anni per il commercio delle spezie. La fortezza serviva per proteggere la strada per la capitale e osservare tutta la baia e anche il territorio interno, che non era sottomesso.
Il vento sulla cima può essere molto forte, ma vale la pena di salire non solo perché è gratis, ma anche per fare bellissime foto panoramiche. Conosciamo l'Oman per le spezie e i profumi, per Sinbad il marinaio e la regina di Saba, ma pochi sanno che è retto da una monarchia assoluta, il sultanato. Siamo arrivati in Oman 15 gennaio 2020, in un periodo difficile, non perché una così forte pioggia capita una volta ogni 10 anni, ma perché 5 giorni prima è mancato il sultano Qaboos Ben Said Al Said, che governava per 50 anni e non ha lasciato eredi diretti. Evitando possibili proteste, la famiglia reale ha designato come successore Haytham bin Tariq Al Said, ministro del patrimonio e della cultura, e cugino del sultano, e tutti sono stati d'accordo. Così in modo tranquillo e pacifico il sultano è stato cambiato, perciò il popolo può continuare a dar da mangiare ai gabbiani. Per noi invece è tempo di tornare a bordo della nostra nave. Alla prossima! Open up, open up. Shut it down like a Macintosh. Open up, open here. Cold as ice and Coca-Cola.